Buongiorno da Taglio di Po. Nella nostra ricerca di aziende particolari che hanno veramente uno spessore importante siamo da Simone Vidali. Buongiorno, ciao Simone. Allora, qua siamo nell'atrio del tuo studio. Adesso so che ci tenevi a farci vedere un'operazione importante che è quella della preparazione degli aghi, che io fondamentalmente non so cos'è, e quindi adesso ci spieghi un pochino strada facendo cosa fai, che tipo di operazione particolare, che sono in pochi a farlo, come ci dicevi prima fuori onda. Volentieri. Simone adesso ci fa vedere praticamente una tecnica che ci spiegavi siete in pochi a farla, nel senso preparare gli aghi. Praticamente fate un lavoro assolutamente artigianale, e la differenza nel tatuaggio poi dopo cosa comporta questa tecnica? Facendoli a nostro piacimento possiamo fare una configurazione proprio come piace a noi. E tu dici che siete in pochi ormai che fate questa operazione? È un'usanza che sta andando persa, perché una volta non c'erano tante varietà di aghi, quindi bisognava farseli. Infatti il lunedì mattina era dedicato a fare aghi per tutte le settimane. Ah sì? Esatto. Ogni ago si usa una volta sola? E ogni ago va usato una volta sola, anche questi sono un regezza. Vengono assemblati, poi vengono immersi in una soluzione di acqua e bicarbonato per togliere le scorie della saldatura, e poi vengono autoclavati, cioè sterilizzati, imbustati e sterilizzati. Adesso qua stiamo facendo un magnum, che è un tipo di ago per le sfumature e il riempimento. Adesso diamo un po' di acido che serve per assemblare i nostri aghi con il nostro stagno all'argento. Faccio vedere meglio così. Adesso qua abbiamo il nostro magnum assemblato. Andiamo ad immergerlo in una soluzione di acqua e bicarbonato per togliere le scorie. Dopo verrà lavato ad ultrasuoni, imbustato e sterilizzato, e viene usato una volta sola come i nostri monouso. E questo praticamente è una tecnica dal tatuatore romantico, nostalgico di un tempo. Quanti anni è che fai questo lavoro, Simone? Ormai sono già 25 anni. Soddisfazioni? 2 anni, molte. Ti direi se sono ancora qua. Ma tu poi tra l'altro hai formato anche altri tatuatori, quindi... Adesso al momento ho 2 ragazzi che lavorano con me, uno è 7 anni, l'altro è 5-6 mesi, e sì, dopo ho avuto più di qualcuno, gli ho insegnato quello che ero capace di fare.